Buon pomeriggio a tutti dall'ippodromo Arcoveggio. Iniziamo la riunione di oggi con i gentleman. Sono cavalli anziani, sono rimasti in 7 doppi ritiri dei numeri 2 e 5 lo schieramento. 1 Undinando, Alfredo Galeazzi, 2 Osiride, 3 Osiride Griff, Michele Canali, 4 Solimano, Massimo De Luca, 6 Rublo dei Greppi, Vittorio Miniero, in seconda fila 7 Tulum, Leonardo Vastano, 8 Uppercazzi, 1000 Zanichelli, 9 Topaschi e Tual, Filippo Monti. Quindi solo 4 in prima fila. Rinuncia al lancio Rublo dei Greppi. Veloce il Sauro Osiride Griff con all'esterno Solimano. Michele Canali lascia andare l'avversario e quindi è Solimano che conduce su Osiride Griff, poi Undenando. Ricordiamo che ha corso anche ieri a Padova, allieva di Alfredo Galeazzi arrivando seconda, poi vediamo il 7 di Tulum, mentre Topaschi e Quale è in quinta posizione. 14,4 i primi 200 metri, Solimano come al solito si scatena un po' in avanti, allievo di Nicola Salacone, e arriva ai 400 in 29,4, quindi c'è la seconda frazione per il figlio di Zizanbrug Tour, che ha 3 lunghezze di vantaggio su Osiride Griff, che precede Undenando, Tulum, Topaschi e Tual, Uppercazzi e in coda Rublo dei Greppi. Solimano arriva di gas ai 600 in 45 scarsi e ora prosegue davanti alle tribune con una trentina di metri di vantaggio su Osiride Griff, Undenando, poi Tulum che esce in anticipo su Topaschi e Tual. Intanto 15,2 la frazione, viene fuori un minuto appena abbondante con Tulum che va a affiancare Osiride Griff, sempre Undenando, terza la corda, Topaschi e Tual ha preso la schiena di Tulum. Intanto Solimano ha rallentato un po' gli ardori, arriva al chilometro in 1,15,8. Avanza gradatamente Tulum su Solimano, che sembra aver esaurito gli argomenti. Avanza anche Topaschi e Tual, poi si muove dalla corda anche Undenando. Siamo a 400 metri dalla conclusione con Tulum e Leonardo Vastano che hanno preso vantaggio, 14,6 di là, ma ora devono resistere al forcing di Topaschi e Tual, che sembra ancora comodo in mano a Filippo Monti. Poi ancora Solimano che si è un po' ripreso e Undenando, ultima curva passata in 15,2, retta d'arrivo con Tulum che cerca di arginare Topaschi e Tual, che però sembra sul punto di prevalere, ed è Topaschi e Tual che viene a vincere nel più facile dei modi. Tulum secondo su Undenando e Osiride Griff. 1,15 secco la media al chilometro per il Sauro d'Anaglò. L'allievo ora in training da Lorenzo Baldi, di proprietà di Filippo Monti, che lo ha bene interpretato, viene a vincere nettamente, è passato nel finale. La quota da favorito netto di 1,35, buon secondo Tulum davanti a Undenando.